evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte. Un amico fragile, lo straniero, nel suo ruolo ambivalente di minaccia e insieme di dono, è una presenza con la quale ciascuno di noi è chiamato a confrontarsi. Ma lo straniero, che per noi oggi ha il volto e le sembianze dell'immigrato, se quasi sempre è portatore di culture e abitudini diverse dalle nostre, altrettanto spesso condivide però la nostra fede, la nostra confessione, il nostro Dio. Nella diocesi di Vicenza in particolare, su un totale di circa 90.000 immigrati regolari, quelli di fede cattolica sono almeno un quarto. Quasi 30.000 fedeli quindi che si siedono a fianco con noi in chiesa, che frequentano i medesimi oratori, con uguali attese. La risposta alle esigenze di fede, riunione e liturgia delle diverse comunità etniche cattoliche sono i centri pastorali, che in diocesi di Vicenza esistono fin dal 1997. E sono dei luoghi ecclesiali dove le diverse comunità, in particolare abbiamo le comunità africane, francofone e anglofone, quindi i ghanesi, i nigeriani, poi dopo diversi paesi di lingua francese, più i filippini, poi gli ucraini, i srilanchesi, i rumeni. Ecco, tutte queste comunità hanno la possibilità di ritrovarsi e celebrare la fede, che è comune, però nella loro lingua e secondo le loro tradizioni culturali. Ecco, questo è un passo molto importante perché i centri pastorali sono all'interno delle parrocchie italiane, quindi non sono centri isolati o paralleli, è la comunità cattolica italiana che accoglie queste nuove comunità che hanno la possibilità da una parte di esprimersi secondo la loro identità culturale, la loro lingua, ma nello stesso tempo creano anche comunione e condivisione insieme con la comunità italiana. Ecco, l'elemento religioso è un elemento molto importante perché l'emigrato normalmente porta con sé la sua persona e la sua fede, oltre che la sua lingua. Una fede che unisce oltre il colore della pelle andando dritta al cuore. Entra nelle dinamiche lavorative, scolastiche, culturali e in tutte le sfere della vita quotidiana, ricordandoci che non esiste l'immigrazione ma esistono gli immigrati. Il fenomeno di cui stiamo parlando sono i volti e le storie di esseri umani, il loro contesto di provenienza, le articolazioni che li hanno spinti a scegliere di abbandonare il proprio paese. Valutazioni che richiedono di andare oltre la superficialità di cui spesso li facciamo vittime e che la Chiesa cerca di incoraggiare soprattutto tra le nuove generazioni che stanno crescendo in una società nuova, strutturalmente multiculturale. E purtroppo il percorso è lungo e difficile. Purtroppo notiamo un fenomeno strano, abbiamo i nostri giovani che sono molto contenti di poter andare all'estero, fare esperienze all'estero, conoscere persone nuove, lingue nuove, eccetera. Poi dopo, quando il mondo ce l'abbiamo in casa, ecco, c'è una maggiore difficoltà. Io a Bassano seguo il centro anglofono dove ci sono i filippini, i ghanesi, i nigeriani e invito molte volte tante persone italiane di partecipare alla nostra celebrazione, alle nostre celebrazioni in lingua inglese, hanno anche l'opportunità di praticare l'inglese, ma vedo una certa resistenza, una certa difficoltà, proprio perché la condivisione di una cultura o di una lingua diversa domanda, no, di lasciare in disparte il proprio bagaglio culturale, la propria lingua, e questo non è semplice, specialmente quando siamo nel nostro paese. Il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco, pensavo è bello che dove finiscono. Come già detto, Vicenza è la prima provincia in Italia, e a maggior ragione in Veneto, per numero di migranti di seconda generazione. Nuovi, giovanissimi cittadini che, se non sono nati in Veneto, sono comunque cresciuti qui. Non afferiscono ovviamente ancora al mercato occupazionale perché troppo giovani, ma sono ugualmente presenti in ospedali, servizi sociali e scuole, asili nido, scuole d'infanzia, elementari e medie. Questo pone problemi di carattere educativo, perché sono ragazzi che non sono solo italiani, ma hanno l'appartenenza della loro famiglia, anche delle loro nonne, quindi hanno dei parametri culturali e linguistici doppi o tripli addirittura. Questo pone dei problemi di carattere didattico all'interno della scuola,
ma civile e politico fuori dalla scuola, perché questi si considerano italiani e nel stesso tempo hanno una doppia appartenenza, quindi come negli Stati Uniti c'è italo-americano, irlandese-americano, qui stiamo arrivando e loro si autoriconoscono come italo-rumeno, italo-ghanese, perché sono nati qui e saranno riconosciuti nuovi cittadini italiani. Ancora una volta, però, i cambiamenti introdotti nelle comunità locali da queste nuove identità innescano processi lenti, a volte difficili, anche nel Vicentino. Le problematiche sono soprattutto in alcune zone dove la migrazione è recente, vale a dire è da 5, 6, 10 anni. Lì ancora non ci sono strumenti culturali da parte un po' di tutti, dei professori, dei sacerdoti anche, o degli operatori o della stessa gente nel relazionarsi con i migranti. Le cose molto belle, più positive, sono dove la migrazione è più antica ed è la fascia Montecchio, Arzignano, Chiampo, la fascia delle concerie, diciamo, e anche della grossa industrializzazione, perché lì la migrazione ha 20-25 anni. Lì si sono conformati operatori nelle scuole, ma anche nelle ULSS stesse o nelle amministrazioni, una grande preparazione e sensibilità. Abbiamo scuole tra Arzignano, Montecchio e la Valle del Chiampo, diciamo, no? Che hanno esperienze di convivenza non solo pacifica all'interno della scuola, ma di costruzione di un curriculum interculturale. Quindi non è solo più accettare qualcuno di strano, no, è sapere qual è la storia di quel paese, le culture di quel paese, quindi è la lingua, quindi è allargare lo stesso panorama culturale degli italiani che sono qui. Quindi crediamo che nelle scuole, soprattutto di questa zona, ma anche dell'Alto Vicentino, intendo la zona del Bassanese in particolare, abbiamo esperienze didattiche che sono certamente di valore europeo. Quando si parla di migranti, infine, bisognerebbe declinare il discorso al femminile. Sono le donne, infatti, figlie, mogli, madri o sorelle, che caricano sulle loro spalle gran parte del fardello quotidiano dell'integrazione. Le ragazze che sono figlie di migranti vivono non solo alcuni condizionamenti come migranti, quindi collegato al tema del permesso di soggiorno, dell'economia, del lavoro, ma anche come donne. Come donne hanno veramente una problematica interna alla famiglia, in relazione con i nonni di origine, però anche in relazione con i nuovi compagni, che non sempre sono del loro gruppo etnico, sono anche italiani. Quindi, per certi condizionamenti di carattere morale, di carattere religioso o di carattere anche di costume, anche solo per il vestito, per mettersi il velo, per mettersi la minigonna o no, vivono contraddizioni interne che non è facile processare. Quindi il tema prima della seconda generazione, secondo delle ragazze all'interno della seconda generazione, pone un problema di carattere di psicologia transculturale. Sono persone che vivono il passaggio di 2-3 culture, ma non abbandonano la precedente, solo selezionano alcuni aspetti della precedente e stanno selezionando alcuni aspetti dell'attuale, dell'italiana.